Baby gang sembra una follia. Soluzione, al di là delle denunce e delle riflessioni sui genitori che non ci sono, via il motorino, subito, 14, 15, 16, 17 anni, hai finito ad andare in giro in motorino. B, patente di guida, non più a 18 anni, ragazza mia o ragazzo mio, 19, 20. DASPO, ti si sospende il diritto di andare in giro fino a che tu non tornerai un ragazzo o una ragazza normale e per bene. Cosa ne pensate? Sceglie TikTok, il social dei giovanissimi, Matteo Salvini, per lanciare la sua proposta shock, così da limitare il fenomeno delle baby gang, problema che infiamma tutto il Veneto, da Jesolo alla Marca trevigiana. E proprio da Treviso arriva una prima doccia fredda da parte dell'alleato Fratelli d'Italia, in particolare Fabio Crea, che da avvocato non ne fa solo una questione politica, ma anche legale. Non rido ma sorrido. Ritengo che sia assolutamente inaccoglibile una proposta che voglia essere come forma punitiva o di deterrenza il fatto di levare il motorino piuttosto che non dare la patente a 18 anni, perché non sono questi due elementi lo strumento che determina i ragazzi, i più giovani, alla commissione di reati o di comportamenti anticivici e antisociali. Analisi condivisa anche dal PD trevigiano, con Roberto Grigoletto che si rivolge direttamente a Salvini perché faccia un passaggio con il sindaco Mario Conte. Credo però di poter dire che a Salvini, ma non soltanto a lui, ma a lui in particolare, manchi un po' di esperienza amministrativa, che prova a chiamare il sindaco Mario Conte, ad esempio, che deve affrontare situazioni molto difficili sulla sicurezza nel centro città. Fabio ne sa qualcosa, come ripeto, forse certe sparate proprio le eviterebbe, perché mette davvero in imbarazzo, oltre a non risolvere assolutamente il problema.